Nuccia Palermo, c'è stata una raccolta di firme a Piazza Cavour, una petizione per sfiduciare il sindaco Firetto, però i numeri parlano chiaro, 300 firme soltanto di fronte al malessere della città. Se lei è più bravo di me in matematica, mi può dire qual è la percentuale? Credo che sia intorno allo 0,1 rispetto alla popolazione. Questo dato è un dato grave e va a dimostrare che, non vorrei ripetere la stessa frase, ma mi ha colpito e mi piace, che l'ansia da prestazione anche in politica produce dei flop. Questi flop sono dei flop gravi che rischiano di spaccare l'opposizione. Le posso garantire che oggi più di ieri non è spaccata sull'argomento, perché un'amministrazione sbagliata che non agisce e che non produce risultati ottimali è sicuramente condannata da tutti, però è condannato anche un'azione di stizza politica. Si dice sempre il termine per tutelare, no? La comunicazione, di stizza politica nel presentare all'insaputa dell'opposizione, che solitamente la collega Grillina, che ha presentato una mozione che non riporta lo stemma del Movimento 5 Stelle, quindi io non lo so se a titolo personale o del Movimento, ma poco importa. Durante una seduta di consiglio comunale all'insaputa dell'opposizione presenta una mozione, così senza concertazione, che produce una poca vicinanza sia degli elementi di opposizione presenti in aula che della città, perché abbiamo visto che non ha attirato neanche la partecipazione della città. Quindi questo è già un qualcosa che va a grande rischio rafforzare un'amministrazione che comunque pecca di un'azione sbagliata e non produttiva per quella che è una città, andando a fare un autogol come ruolo politico e come ruolo di opposizione. Ora, qual è, visto che abbiamo osservato il percorso fallimentare dato da questa mozione in questi termini, mi faccio promotrice. Ho già sentito i vari gruppi di opposizione e i referenti, non solo i colleghi, i consiglieri, e sono d'accordo, almeno vedremo poi di mettere in pratica, di fare una riunione, un tavolo di concertazione per riuscire ad analizzare bene la questione, perché tocca tutta la città, e andare a stipulare, a formare un documento congiunto che abbia basi solide, ma soprattutto che sia appoggiato dalla politica di opposizione presente in città. Da soli non si vuole raggiungere l'obiettivo realmente, si rischia di erroneamente sembrare una mossa tattica per apparire ma per non fare. Si dice Nuccia Palermo al Movimento 5 Stelle, un passaggio, è vero o no? Nuccia Palermo in questo momento è un consigliere di opposizione che ha sempre fatto opposizione dall'inizio del suo percorso adesso e che nutre molta stima per coloro che stanno operando in maniera trasparente a bacchettare quella che è un operato sicuramente non produttivo di questa amministrazione. Novità, le prometto che gliele darò in anteprima appena le saprò. Una mezza conferma. Una mezza smentita.